ministro Roberto Calderoli è giunto questa mattina a Venezia per incontrare il presidente Luca Zaia. Fissata la nuova tempistica della riforma, anticipato il meccanismo delle intese. Identificato e denunciato grazie al camionista tedesco che ha travolto e ucciso il campione di ciclismo a precedenti per omissione di soccorso a Montebello, si è fermato, poi è ripartito consapevole di quanto era accaduto. Ieri la tragedia sulle strade dell'Alpo con la morte del sedicenne Filippo Battocchio. Nella notte è morto anche il papà Diego nel Veronese, un altro incidente nella notte. Concorsi pubblici in 2000 da tutta Italia a Padova per 30 posti di lavoro in comune, ma in fuga dal posto pubblico. L'anno scorso i candidati erano il triplo. E sul tema dimissioni la CGIL conferma boom tra i giovani. Sanità, il 30 dicembre in pensione il direttore generale veneto Luciano Flora. Si apre il bando per la successione grazie di Zaia. Singolare iniziativa a Limena, dove il sindaco, dopo l'ennesimo atto di vandalismo, ha preso carta e penna e scritto una lettera ai responsabili. Torna la rubrica di Antenna 3, il tuo presepe. Potete inviarci i video delle vostre creazioni, le mostreremo ogni giorno nei telegiornali. TG Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo dall'autonomia. Oggi conferenza stampa a Palazzo Balbi. È arrivato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, risoluto, determinato. Questa mattina ha fissato le nuove tempistiche della riforma, anticipato il meccanismo delle intese. Ha detto: quando penso al Veneto penso all'autonomia. Un anno è dato alla cabina di regia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, costi e fabbisogni standard. Un anno per l'approvazione della legge d'attuazione, quindi facendoli viaggiare in parallelo, alla fine del 2023 dovremo poter affrontare, valutare e votare le intese stabilite fra Stato e Governo e affidarle al Parlamento. Detta una tempistica precisa, misurabile, il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli, che da Palazzo Balbi, forse non a caso, ha iniziato il suo tour di incontri con i presidenti di regione. Sul tavolo inevitabilmente la svolta autonomista, che assicura non potrà prescindere dalla definizione dei famigerati LEP, i livelli essenziali di prestazione da garantire in tutte le aree del paese. E a Venezia il ministro leghista non dà soltanto il cronoprogramma della riforma, ma anticipa anche il meccanismo delle intese tra governo e regioni una volta approvata la legge quadro. La questione non è di dettaglio e riguarda l'attribuzione delle materie. Io preferirei considerare la proposta per singola materia, in modo che il Parlamento voti quella singola materia e l'intesa per il trasferimento della stessa, perché mettendone di più di una all'interno della stessa intesa potrebbe esserci un voto contrario del Parlamento per una materia che so su 5, mentre invece sulle altre 4 sarebbero d'accordo. Spiegato vuol dire che non è vietato chiedere 23 intese e chiedere che vengano approvate tutte lo stesso giorno. La strada, nonostante l'accordo di maggioranza e la stricata di distinguo e polemiche, l'ultima parola spetterà al Parlamento e il fronte dei governatori sembra sempre meno compatto e balcanizzato tra nord e sud, con l'ultima proposta in ordine di tempo del governatore campano Vincenzo De Luca di predisporre una piattaforma comune per la sburocratizzazione al posto dell'autonomia. Le pere e le mele non le si possono mettere insieme, lo riferisco al presidente De Luca. Uno non può dirmi dobbiamo andare a lavorare e lui risponde andiamo in montagna in vacanza, perché la sburocratizzazione, di cui mi sono anche occupato in passato, con l'autonomia differenziata non c'entra assolutamente niente. A Venezia il ministro riceve i regali di rito, statuetta del Leone di San Marco e bandiera. Da lombardo invidio lo spirito identitario del Veneto, confida. Insomma, nessuna parola di circostanza. L'asse Zaia-Calderoli è una questione anche plastica, l'ultima ficha da giocare sul tavolo della politica nazionale. Se non ce la facciamo stavolta con questo ministro non ce la facciamo più. Responsabilità dei sindaci oggi a Roma, l'atteso incontro tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il presidente di ANCI Veneto e primo cittadino di Treviso Mario Conte. Un incontro positivo, ha commentato Conte, perché da parte del ministro vi è disponibilità ed apertura sul tema. Siamo fiduciosi che si riesca ad avviare in tempi brevi un percorso parlamentare che riveda le norme vigenti secondo le quali il sindaco è responsabile di qualsiasi cosa accada all'interno del perimetro comunale. Non è possibile, continua Conte, che un sindaco oggi venga indagato perché un bambino si schiaccia il dito in una porta dell'asilo, come è accaduto di recente.
E questo è solo uno dei tanti esempi di casi limite a cui abbiamo assistito. Davide Rebellin ha denunciato il camionista tedesco che ha investito il campione. I testimoni hanno raccontato di averlo visto scendere dal tir e guardare la vittima per poi ripartire. L'autista aveva anche già dei precedenti sulla strada. Lo ha lasciato sull'asfalto dopo averlo travolto e ucciso. Ora ha un nome e un volto. Il camionista indagato per l'investimento mortale dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto mentre si allenava in bici lungo la regionale 11 a Montebello Vicentino. Individuato grazie anche alle telecamere di videosorveglianza vicine ad un esercizio pubblico dove mercoledì si è consumato il tragico incidente, l'urto causato da un auto articolato con targa tedesca. Fondamentali le testimonianze raccolte dai carabinieri sul posto. Alcune persone hanno riferito di aver visto l'autista scendere dal mezzo per poi avvicinarsi alla vittima e risalire sul camion per fare rientro in Germania. Alcuni testimoni lo hanno anche fotografato. Nelle immediatezze del fatto è stato attivato uno strutturato e capillare sistema di ricerche, sia sul campo, attraverso il coordinamento delle centrali operative e i carabinieri nel territorio in sinergia con le altre forze di polizia, sia all'estero, una volta acclarata l'origine del sospettato mediante canali Interpol e di cooperazione internazionale. Si è anche appreso che il camionista, nei confronti del quale si procede per i reati di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale, avesse patteggiato una pena davanti al Tribunale di Foggia nel 2001 per violazione dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, pena dichiarata estinta per decorso del tempo. Non solo, nel 2014 gli era stata ritirata la patente a Chieti per guida in stato di ebbrezza. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Davide Rebellin, in corso gli approfondimenti per la ricostruzione dell'esatta dinamica che ha portato alla morte del campione di ciclismo, i cui funerali, che la famiglia stava già organizzando a Lonigo, si svolgeranno a data da destinarsi. Ieri la tragedia sulla strada dell'Alpo con la morte, ricorderete, del 16enne Filippo Battocchio. Nella notte è morto anche il papà Diego e poi un altro incidente all'altezza di Somma Campagna, un altro incidente mortale, siamo sempre nel Veronese. Troppo gravi e profonde le lesioni subite. Diego Battocchio, 40 anni, espirato dopo alcune ore di agonia nella notte al Polo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Nello scontro tra il suo furgone Ducato e un camion sulla strada dell'Alpo era morto nel tardo pomeriggio di ieri il figlio 16enne Filippo, che viaggiava accanto a lui in prognosi riservata ma sarebbe fuori pericolo l'altro figlioletto di appena 7 anni. Battocchio era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico subito dopo l'ingresso d'urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi, i medici non sono riusciti a salvarlo. Sulle dinamiche del frontale sta indagando il nucleo infortunistica della polizia locale, che ha chiuso per ora il tratto anche per permettere le operazioni delicatissime di vigili del fuoco e sanitari del SUEM 118. Una scia di sangue che nel Veronese non si è arrestata. Nella notte in A4 tra gli svincoli di Verona Sud e Somma Campagna un altro incidente è costato la vita a un giovane uomo, un trentenne della provincia di Bergamo, rimasto vittima di uno scontro fra mezzi pesanti. Da una prima ricostruzione, infatti, ci sarebbe stato un tamponamento iniziale tra due tir che viaggiavano verso Milano. Uno dei due, che si stava rimettendo sulla prima corsia dopo la sosta, non si è accorto di un altro mezzo pesante che stava arrivando. Quest'ultimo, nel tentativo di evitare l'impatto, ha sterzato bruscamente, finendo di traverso e occupando quindi anche le altre corsie proprio nel momento in cui sopraggiungeva la BMW del trentenne. Un tragico effetto domino dall'esito letale, l'ennesimo sulle strade del Veneto. I sindaci del Veneto orientale saranno ricevuti il 21 di dicembre dal presidente Mattarella per discutere della pericolosità del tratto maledetto lungo la A4 e sull'urgenza di completare i lavori di realizzazione della terza corsia. I lavori sono ultimati o in fase finale in quasi tutta l'arteria, tranne nel tratto ancora da progettare e appaltare che va da Porto Gruaro a San Donà di Piave, dove continuano ad avvenire quasi quotidianamente incidenti, spesso anche mortali. Sarà cura della conferenza dei sindaci, ha detto il presidente e sindaco di Cinto, Cao Maggiore, Gianluca Falcomer, produrre un dossier sul tratto incompleto dell'A4 al fine di porre l'attenzione del capo dello Stato, una situazione che non cessa di arrecare dolore, drammi e disagi. Siamo a Padova, sono arrivati in 2000 da tutta Italia per 30 posti in comune. Vediamo. Ma oggi
Nella speranza di essere assunto. Alla ricerca del posto fisso? Ma non del posto fisso, ma comunque di un lavoro decente, non è per forza il posto fisso. Desidero avere un lavoro come tutte le donne di questa terra e quindi cerco anche questa possibilità. Resta l'idea del posto fisso come garanzia? Sì, esatto, più che altro io punto a quello, poi diciamo che in un periodo come questo è una cosa abbastanza importante da ottenere. 60 quesiti a risposta multipla in 65 minuti per tentare di ottenere l'agognato posto pubblico fisso. Dopo una prima selezione per titoli, questa mattina al Palasport Chioene Arena, tutti in coda per risolvere il test che può permettere di trovare posto tra i dipendenti di Palazzo Moroni. C'è la voglia del posto fisso da un lato, dall'altra parte posso evidenziare il fatto che rispetto agli anni precedenti il numero degli iscritti è in realtà un po' calato, nel senso che ad esempio lo scorso anno lo stesso concorso per 60 posti, quindi per il doppio, c'erano oltre 6.000 iscritti, quindi comunque in realtà registriamo un dato di calo di iscrizioni. Le selezioni riguardano l'assunzione in categoria C di istruttori amministrativi. Oltre 2.100 le persone ammesse, ma circa la metà si è poi presentata alla prova. Molti giovani che stanno partecipando e per molti non è il primo concorso. Ho fatto nel giro di 2-3 anni ho fatto 7-8 concorsi. Da parte del Comune la volontà di diventare un datore di lavoro appetibile e innovativo. Questa è la sfida per noi nei prossimi anni e quindi senza dubbio quella di rendere attrattivo l'ente anche proprio per i giovani, per trattenerli anche in città quando escono dall'università. E poi c'è il boom di dimissioni nella Marca, a dirlo una ricerca della CISL su un campione di 2.500 lavoratori. Il bilancio parla chiaro, un giovane su 6 ha cambiato lavoro nell'ultimo anno. A Treviso abbiamo assistito al bando di concorso per 7 posizioni di ispettorato del lavoro e solo 3 sono state assegnate, quindi 4 sono rimaste vacanti. Addio al posto fisso, a dirlo sono i dati del trevigiano, una netta inversione di rotta che vede i lavoratori di oggi, soprattutto i giovani, allontanarsi dal settore del pubblico impiego alla ricerca di un salario più alto e di maggiore flessibilità. Se in un'azienda privata guadagno di più che nel pubblico impiego, è evidente che preferisco andare a lavorare in un'azienda privata dove magari io faccio un lavoro con orari ben definiti. Nel pubblico impiego magari rischio di dover lavorare di notte, di dover lavorare di giorno, in qualsiasi ora della giornata. Una vera e propria migrazione, quella dei lavoratori che riassetta le coordinate di ricerca verso una migliore qualità di vita, delineando una nuova era, quella delle grandi dimissioni. Un giovane su 6 infatti ha cambiato lavoro nell'ultimo anno, quasi 22.000 le deposizioni volontarie nella Marca. I lavoratori giovani e meno giovani non sono più disponibili a fare qualsiasi lavoro a qualsiasi costo e non sono più disponibili a vivere per lavorare, ma sono disponibili a lavorare per vivere. C'è lavoro, ci sono i lavoratori, ma a cambiare l'approccio. I giovani non sono più disposti ad accettare il cosiddetto qualsiasi lavoro a qualsiasi costo, una direzione questa che potrebbe portare a meccanismi pericolosi. Temiamo che a lungo andare porterà a una forma di delocalizzazione anche delle imprese, perché i datori di lavoro che non trovano lavoratori, siccome devono sopravvivere a loro stessi, l'impresa deve sopravvivere, potrebbero delocalizzare. E non solo, l'Istat registra nei prossimi 8 anni 19.000 lavoratori in meno nella provincia di Treviso. Questo è per noi preoccupante perché significa garantire meno servizi essenziali, meno assistenza alle persone, in particolare alle più deboli, ma meno forza lavoro per le imprese. Partita oggi in tutte le ULSS e aziende sanitarie della Regione Veneto l'indagine per conoscere l'opinione dei dipendenti in merito ad aspetti riguardanti l'organizzazione del lavoro e l'ambiente di lavoro, il rapporto con i colleghi, con i propri superiori, ma anche rispetto alle politiche di welfare. Lo annuncia sulla pagina Facebook il presidente Luca Zaia. I risultati, prosegue Zaia, saranno oggetto di analisi per la pianificazione di azioni e interventi mirati a migliorare il clima aziendale e a creare condizioni di benessere organizzativo. L'indagine si svolge dal 1 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023. E restiamo in tema sanità. Va in pensione il direttore di azienda Zero, Luciano Flora, già direttore dell'azienda ospedaliera di Padova. A darne l'annuncio oggi a Venezia il presidente Luca Zaia.
Ne approfitto, visto che lo vedo qui, di salutare il dottor Flor, che purtroppo va in pensione. Il 30, lui mi ha detto non il 31 dicembre, il 30, non so cosa devo fare a preparare la festa dell'ultimo dell'anno. Ecco, facciamo un applauso. Va in pensione il numero 1 della sanità veneta, Luciano Flor, direttore di quell'azienda zero impegnata negli ultimi anni sul fronte della pandemia. È stato l'uomo che ha preso in mano il Veneto in un momento drammatico. Noi facevamo 200 morti al giorno quando il dottor Flor è stato nominato. Dicembre 2020, il 1° dicembre 2020, se non ricordo, 20 dicembre non ricordo. E insomma abbiamo fatto un bel percorso, proprio per questo noi pubblicheremo un bando per l'acquisizione di disponibilità, di curricula, per capire cosa c'è sul mercato. Mercato che in ambito sanitario resta asfittico, il personale da mettere in corsia semplicemente non c'è. Per questo Zaia rilancia la proposta di trattenere su base volontaria i medici over 70. Io chiedo che il pubblico possa fare quello che può fare un privato, tenere su base volontaria i propri professionisti. Zaia, che è anche tornato sul tema del fine vita, ricordando la storia di Stefano Geller, l'uomo affetto da distrofia muscolare incontrato più volte. Nell'ultima visita Stefano aveva espresso la necessità di sostituire la vecchia auto, ormai inutilizzabile, un mezzo adeguato a trasportarlo, ma dei 30.000 euro necessari ne mancava all'appello, quasi la metà. Ho chiamato Paolo Fassa e Stefano, stamattina l'ho anche sentito, gli abbiamo fatto una sorpresa, Fassa ha versato 16.000 euro e quindi 16.000 euro ce li ha in conto corrente, penso sono già partiti, penso nel 24-48 ore. Stefano era felicissimo e ha già l'auto a casa. Andiamo in pubblicità, linea alla regia. Ben ritrovati, TG Veneto, partiamo dal Padovano, andiamo a Limena con la singolare iniziativa del primo cittadino che dopo l'ennesimo atto vandalico ha deciso di scrivere una lettera proprio ai ragazzi. Se vi annoiate, chiamatemi. Esasperato dall'ennesimo atto vandalico nel suo comune, il sindaco di Limena, Stefano Tonazzo, scrive ai responsabili che l'altra notte hanno preso di mira il campo da pallavolo del Parco Coccinelle di Via Verdi. La rete è strappata, danneggiato il tubo dell'acqua, l'ennesimo danneggiamento dopo le scritte volgari apparse in una passerella pedonale, le grondaie divelte e i danni alla palestra Romero. Il primo cittadino ha deciso così di trovare la via del dialogo con i vandali scrivendo un lungo post nella pagina Facebook del comune. Ciò che disturba non sono i danni economici, la cosa grave è che nel video ci siete voi ragazzini che probabilmente annoiati o sfaccendati non trovate di meglio che fare i teppistelli da strapazzo, scrive il sindaco, promettendo che presto verranno identificati. Crea danno a voi, vergogna ai vostri genitori e nei casi più gravi scatta la segnalazione alle autorità competenti. Prosegue il sindaco di Limena invitando a contattarlo e fornendo anche il suo numero di telefono, così i responsabili potranno ammettere le loro colpe e scusarsi. Marca Trevigiana, San Zenone degli Ezzelini, il sindaco Fabio Marini ha conferito ieri la cittadinanza onoraria a Michele Rebellato, 59 anni, già cittadino sanzenonese ma residente a Cairano San Marco già da oltre 30 anni con la moglie Lorella. A motivarne la scelta della Giunta un suo gesto straordinario realizzato lo scorso 8 aprile quando ha donato un rene alla sorella Roberta, per anni sottoposta a dialisi, già trapiantata nel 97 a Treviso all'età di 22 anni. Un gesto sacro che pone la vita al primo posto, una scelta etica e di civiltà che testimonia una piena adesione alla fratellanza e alla solidarietà reciproca, si legge nelle motivazioni divulgate alla platea presente alla cerimonia che è avvenuta ieri sera. E si riparte con i presepi. Torna ad Antenna 3 la rubrica Il tuo presepe. Attendiamo le vostre immagini, video in orizzontale e, se vorrete, anche i vostri auguri di Natale. Ed è il 1° ottobre che la stiamo allestendo, perché la nostra mostra è tutti i presepi che sono esposti sono sotto bacheca, dentro alle vetrine. C'è chi ha iniziato da tempo, già da ottobre, a raccogliere, catalogare, sistemare, allestire. Stiamo parlando del signor Alfonso Pozzobon, anima della storica mostra internazionale dei presepi di San Marco di Resana. Da appassionato e collaboratore con l'Associazione Italiana Amici del Presepio, Pozzobon è già al lavoro per costruire il magico viaggio che nasce con l'Avvento fino al miracolo della nascita di Gesù. Quest'anno circa una 90 di presepi. Il nostro motto è questo:
lo stesso presepista, ma mai lo stesso presepio. Antena 3 inizia con oggi il suo lungo viaggio fino al giorno di Natale, riproponendo la rubrica dedicata ai vostri presepi. Nelle vostre case o nei vostri giardini, in chiesa o in piazza, raccogliamo e diffondiamo le immagini del grande mistero della nascita di Gesù realizzato con le vostre mani. Basterà inviarci brevi video, almeno di 20 secondi ciascuno, realizzati tenendo il cellulare in orizzontale. Indicate nome, cognome e località. E se vorrete registrate anche i vostri auguri, perché il Natale è più bello se condiviso. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, dopo di noi TG Venezia, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Bentrovati al meteo. Nel weekend è in arrivo una nuova ondata di maltempo, questo a causa di un vortice in formazione sul Mediterraneo che porterà rovesci diffusi sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 3 dicembre mostra un contesto fortemente perturbato. Fino al mattino piogge sparse e di breve durata. Dal pomeriggio fenomeni via via più estesi, localmente intensi. Quota neve sui 1000-1200 metri sulle Dolomiti, 1200-1500 metri invece sulle Prealpi. Venti moderati da nord-est. Temperature in lieve aumento, minime tra 2 e 7 gradi, massime invece comprese tra i 7 e i 9 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo coperto, dalle ore pomeridiane precipitazioni diffuse e nevicate da 1000-1200 metri di quota fino a fondovalle nel Tarvisiano. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sui 6-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, avremo qualche schiarita alternata a rovesci che saranno però piuttosto frequenti. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 6-7 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.